I luoghi della cultura, simboli di Padova, riaprono ai visitatori ad una settimana dall'emergenza coronavirus. Palazzo della Ragione, Cappella degli Scrovegni e Musei Civici degli Eremitani sono pronti nuovamente ad accogliere padovani e turisti. Accessi ridotti, i visitatori dovranno osservare infatti le distanze di sicurezza e il cosiddetto droplet imposto dal decreto del Consiglio dei Ministri. Avevamo voglia di dare un segnale positivo ai padovani ma anche all'Italia a livello internazionale. Aprire la Cappella degli Scrovegni, il Palazzo della Ragione, il Museo degli Eremitani, luoghi simbolici dell'identità cittadina, significava dare un segnale di speranza. Evidentemente questi luoghi hanno attraversato la storia lunga del nostro territorio, hanno visto Padova cadere ma anche risorgere e risplendere, quindi è un piccolo segnale simbolico che però vuol dire che Padova non molla. Potranno entrare all'interno della Cappella degli Scrovegni gruppi di al massimo 10 persone alla volta, quando un tempo invece gli accessi erano di 25 persone. L'area dove si sosta per la decontaminazione degli indumenti dalle polveri esterne è già stata allestita con sole 10 sedie a distanza di 1 metro una dall'altra. A Palazzo della Ragione e ai Musei Civici Eremitani gli ingressi saranno invece contingentati, tuttavia il Comune di Padova ha dovuto cancellare numerose prenotazioni per la cappella visto che i numeri giornalieri di ingressi sono stati ridotti. Le cancellazioni più importanti riguardano anche le mostre aperte in città, come quella al Centro Culturale San Gaetano del Belzoni, che doveva essere visitata da molte scolaresche. Palazzo Moroni stima perdite di oltre 10.000 euro al giorno, per questo l'assessore alla cultura chiede al Ministero di poter riaprire anche le mostre. Noi crediamo che sia intelligente modificare la norma, cioè così come si entra in un museo rispettando le prescrizioni sanitarie e le precauzioni tecniche, lo stesso si potrebbe fare per le grandi mostre. E non meno vero d'altro canto che per la città è un danno enorme. Ogni giorno noi perdiamo qualcosa tra i 12 e i 15.000 euro di incassi da bigliettazione.